Oggi 4 ottobre si festeggia San Francesco, patrono d'Italia. Figlio di un ricco mercante di stoffe e di una nobile, condusse da giovane una vita mondana. Partecipò alla guerra tra Assisi e Perugia. Fu fatto prigioniero, ma questa esperienza lo sconvolse a tal punto da indurlo a cambiare il suo stile di vita. Gravemente malato, dopo un anno di prigionia ottenne la libertà dietro il pagamento di un riscatto eseguito dal padre. Tornato a casa si rimise. Il padre, irritato per i mutamenti del figlio, decise di privarlo dell'eredità. Così Francesco si spogliò dei suoi abiti dinanzi al vescovo di Assisi, rinunciando agli averi del padre. Si convertì al Vangelo dedicandosi ad opere di carità tra i lebbrosi. Tornato da Assisi, Francesco iniziò la sua predicazione raggruppando intorno a sé 12 seguaci che divennero i primi confratelli del suo ordine e che lo elessero superiore. L'ordine fu riconosciuto nel 1210 da Papa Innocenzo III. Partì per la Terra Santa, ma un naufragio e altri problemi glielo impedirono. Qualche anno dopo si recò in Egitto. Al suo ritorno si dimise dall'incarico di superiore, dedicandosi al terzo ordine dei francescani. Nel 1224 ricevette le stigmate. Vicino alla morte, San Francesco si fece riportare da Siena ad Assisi, dove morì il 4 ottobre 1226.